Nel silenzio abbiamo seppellito i nostri morti e ce ne siamo quasi dimenticati. Nel momento in cui abbiamo cominciato a celebrare questa messa, questi nomi che vengono ricordati è come se li avessimo tirati fuori da questa foiba simbolica, e quindi per noi diventa anche il nostro giorno della memoria, il giorno del ricordo. Non possiamo ricordare soltanto le vittime di altri luoghi, dobbiamo ricordare anche le vittime del nostro territorio. Dobbiamo fare memoria perché dobbiamo scuotere la coscienza delle istituzioni a intervenire per dare la soluzione a questo genere di problema. E la soluzione non è comprare il silenzio perché ci hanno offerto un concerto, uno spettacolo, magari lautamente finanziato da questi sponsor, per dire che abbiamo portato il lavoro, abbiamo portato il divertimento. Sì, ma non avete dato soltanto questo, avete dato anche qualche altra cosa che la gente non voleva. Il lavoro serve per vivere, non per morire, e questo non lo dobbiamo dimenticare. Diego Giulia, Titano Vanessa, Pelusa Antonino, Pasqua Rita, Davide Dorazio. Per i cittadini di Augusta e di questo territorio inquinato, perché non siamo costretti nelle loro scelte dal ricatto occupazionale, per i lavoratori del polo petrolchimico, perché lavorino nel rispetto delle leggi, mettendo al primo posto nel loro lavoro il principio che il lavoro serve per vivere. Preghiamo. Ascolta.